vorrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, tu no! Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto! È scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! E vengo anch'io! No, tu no! Ma perché? Perché no? Buona giornata a tutti dalla redazione di Media News TV Europe. Siamo all'approfondimento. Oggi vi presentiamo un nuovo appuntamento dell'ormai tradizionale evento che il 25 e 26 maggio vedrà protagonista la città di Carbonia e il Consorzio Fieristico Sulcitano, con la 13ª edizione del Sulcis Iglesiente Expone, fiera ormai affermata nell'isola nel campo dell'artigianato artistico, dell'agroalimentare e del turismo per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze del sud-ovest e di tutta la Sardegna, per 2 giorni che vedrà con i 280 espositori un ricchissimo programma di musica, folklore e concerti. Quando torra in domo tue, in sa cara de Madonna, vado un'ombra indecifrabile, un mistero indefinibile, tutto un mondo che non conosco, dai segus de soso grostuos, tu no ses, Maria. Cari amici, un ricco programma che ora andiamo a presentarvi, non dimenticando di ringraziare in particolare gli organizzatori dell'evento che si sono prodigati affinché anche quest'anno si svolga il tutto nel migliore dei modi. In testa ovviamente il presidente Mauro De Santis e tutti i componenti del suo staff del Consorzio Fieristico Sulcitano, che credono fortemente ormai da molti anni in questo importante progetto, mettendo Carbonia e l'intero Sulcis Iglesiente al centro dell'attenzione non solo nella nostra bellissima ed amata isola, ma anche al cospetto dei moltissimi turisti che ogni anno arrivano da varie parti d'Italia per visitarla. Tra i 280 espositori che saranno dislocati con i loro stand nell'intero centro città ci saranno le varie aree dedicate allo street food e all'enogastronomia con i prodotti genuini della nostra terra. Interessante la parata Disney dedicata ai più piccoli e ai bambini con il gioco della caccia al tesoro, oltre ai laboratori di cartapesta. Non mancheranno le mostre molto interessanti, fra le quali segnaliamo quella dedicata ai mattoncini Lego e alla nuova fucina di maestri d'arte Ferrai. L'Isola in Festa 2019, con la sfilata dei costumi tradizionali provenienti da oltre 40 paesi della Sardegna, lungo il percorso della Fiera Sulcitana. Da ammirare certamente in Piazza Roma l'antico rito sardo della promessa di matrimonio, Sabromissa si sposa, e Suballu Dundu da record, con la partecipazione di centinaia di coppie che si esibiranno con i tradizionali costumi della Sardegna.
Cari amici, dopo aver ammirato le bellissime immagini delle scorse edizioni della Fiera del Sulcis Iglesiente, vi presentiamo ora gli ospiti che arricchiranno l'evento. Ospite d'onore in ambito culturale Gavino Ledda, scrittore e autore del romanzo autobiografico Padre e Padrone, tradotto in 40 lingue. Un ricco programma in ambito dello spettacolo arricchirà le serate all'anfiteatro di Piazza Marmilla con Giuliano Marongio e il suo gruppo. Ospiti fra gli altri Laura Spano, Roberto Tangianu, Lucia Budroni, Giambattista Longu e il gruppo Incantos e la straordinaria partecipazione di Giuca Scasella. Ciliegina sulla torta sarà certamente il concerto finale del mitico Tullio D'Episcopo, icona della musica italiana. Si esibirà ancora una volta a Carbonia con un suo spettacolo unico da non perdere. Chiudiamo così il nostro approfondimento ricordando l'appuntamento del 25 e 26 maggio a Carbonia per la 13ª edizione della rassegna fieristica Il Sulcis Iglesiente Espone, regalandovi un pezzo musicale proprio del mitico Tullio D'Episcopo. Grazie a tutti per l'attenzione da Renato Scanu. Naturalmente a tutti voi la più cordiale buona giornata. Linea che può andare alla regia.
vorrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto! È scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, no tu no. Perché?